insieme a te non mi basta mai. È finita ma ricomincerei. Questo amore è un giocattolo che non potrà stancarmi mai. Fa morire, fa vivere quest'amore che tu mi dai. Ma il prezzo di un giocattolo così è di 1000 lacrime d'amor che ogni sera piango in mano a te quando tu mi lasci e te ne vai. È finita ma ricomincerei. Insieme a te non mi basta mai. Questo amore è un giocattolo che fa ridere e piangere. Non ho più giorni inutili, ora so per chi vivere. Ma il prezzo di un giocattolo così è di 1000 lacrime d'amor che ogni sera piango e te ne vai. Stare insieme a te non mi basta mai. È finita ma ricomincerei. Stare insieme a te non mi basta Buona giornata a tutti, in collegamento in diretta qui da Carloforte. Siamo naturalmente con il sindaco di Carloforte, Ettore Puggioni, che ringrazio per l'invito. Ben trovato, sindaco. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di Carloforte, quest'isola meravigliosa, isola turistica, anche oggi un sole meraviglioso, insomma ci stiamo avviando verso la stagione. Sì, la stagione più bella direi, perché dal mese di marzo inizia veramente il bel tempo. Come potete vedere Carloforte è questo, sole, mare, vento, quindi una bellissima location per poter visitare. 51 km quadrati di territorio, un'isola veramente bella da vedere con 37 km di costa. Tutta da visitare, soprattutto nella parte nord dove si possono trovare delle scogliere fantastiche. Naturalmente c'è la possibilità di vedere anche delle spiagge nella parte sud dell'isola che sono veramente meravigliose. Delle volte a seconda del tempo che fa in inverno il mare ce le costruisce e delle volte ce le riprende e questa è la nostra particolarità. Niente, si parte subito alla grande. Adesso avremo tutta una serie anche di manifestazioni che attireranno, speriamo, tanti turisti nell'isola e avranno appunto la possibilità di vedere questa splendida terra che non offre certamente solo le bellezze naturali, ma anche una terra che offre una cultura fantastica. Noi abbiamo 280 anni di storia. Siamo un'isola al centro del Mediterraneo che può veramente raccontare tantissime vicissitudini, tantissime belle pagine, tantissime altre tristi, però una particolarità. Mi ha colpito molto un turista che ultimamente è venuto a Carloforte e mi ha detto: io vi ammiro tantissimo, perché il carlofortino, il tabarchino, dove lo sposti, dove lo metti, lui mantiene sempre la stessa lingua e questo è un motivo d'orgoglio, è una delle nostre grandi peculiarità. Sì, una caratteristica, io giro tanto, no, per l'Italia e molti non sanno addirittura che si parla qui il genovese. Sì, la nostra è una lingua, non lo possiamo considerare un dialetto perché dopo tutto quello che abbiamo passato, dalla partenza da Peli dal 1541,
poi che praticamente un gruppo di peliesi è andato a sfruttare i banchi corallini in Tunisia. E dopo tanti anni è stata fondata Carloforte, nel 1738 un gruppo ha cominciato a fondare Carloforte e da lì è iniziata la nostra storia, veramente una storia che si dovrebbe quasi quasi fare un film, perché sarebbe una storia veramente molto bella. Ne abbiamo passato di tutti i colori e questo però ci ha reso forti. L'isola, tra l'altro, viverla è veramente una cosa meravigliosa, perché ci sono tantissime peculiarità, tra cui quello che è l'associazionismo. Il carlofortino non si rinchiude in sé, sembra che si rinchiude in sé, ma quando c'è necessità, quando c'è bisogno, tira fuori i denti e ci si aiuta uno con l'altro. Tant'è vero, lo possono dimostrare l'associazionismo a Carloforte, la validità appunto del volontariato, che sotto tutti i punti di vista dà proprio quel valore aggiunto. Ecco, Sindaco, adesso stiamo andando incontro, come abbiamo detto prima, alla bella stagione e vi state preparando per questa rassegna che ha carattere internazionale, ormai è una grande realtà. Il girotondo, ne parliamo? Sì, assolutamente, il girotondo è il fiore all'occhiello delle manifestazioni a Carloforte. Bravissimo chi ha avuto l'idea, noi cerchiamo di portarla avanti, di migliorarla ogni anno. Quest'anno lo stesso abbiamo modificato qualcosa rispetto allo scorso anno. Ci sarà la partecipazione dei 4 continenti, perché quest'anno l'abbiamo impostata in questo modo. Avremo un rappresentante dell'America, un rappresentante dell'Africa, un rappresentante dell'Asia e naturalmente un rappresentante dell'Europa, che si sfideranno a colpi di cucchiaio e forchetta con diciamo il nostro piatto preferito, che è sempre a base di tonno. Il nostro amico tonno è al centro di tutta la manifestazione, che non sarà solo la gara culinaria, perché ci saranno anche spettacoli, ci saranno intrattenimenti, ci sarà la banchina Mama Maon che riuscirà a far degustare delle pietanze sia nostrane che anche a livello internazionale, perché ad esempio l'anno scorso partecipò la Vezzari, il giapponese, che presentò la sua cucina a livello di sushi, la tartara di mare, che ebbe un grandissimo successo, quindi di tutto e di più. Carloforte parte da questo e poi chiaramente ci sarà un seguito, non chiuderemo col girotondo, ma ci saranno tante altre rassegne. Ci sarà il giorno dopo, tra l'altro arriverà Gianni Morandi con tutta la sua troupe, ripartirà la terza edizione dell'Isola di Pietro. Gianni ormai è quasi un carlofortino doc. Quest'anno gli riconosceremo la cittadinanza onoraria, pensiamo di farlo il giorno prima di San Pietro, quindi siete tutti invitati, perché ci sarà anche un momento particolare, una grande festa. Gianni Morandi ha dato lustro alla nostra cittadina, perché oltre a quello che è l'immagine, il risultato mediatico che ha avuto l'Isola di Pietro, ma soprattutto ha fatto tutta una serie di spot, e poi quando lo si vede su Facebook, che lui tra l'altro è sempre disponibile, parla sempre della nostra isola, quindi forse siamo riusciti veramente a farlo innamorare. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chiboom, do 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 do, chiboom, chiboom, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's
that's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip, boom. Do 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 do. Chip, chip, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, boom. Do 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 do. Assolutamente sì, insomma io, come ho detto prima, giro tanto in Italia, in Europa, ormai San Pietro è una vera realtà, grazie naturalmente a voi Carlo Fortini e grazie anche a Gianni Morandi perché è un grandissimo personaggio. Sì, grazie a tantissime componenti, perché tra l'altro adesso quando facevo riferimento alla nostra lingua, noi adesso stiamo combattendo e siamo molto vicini ad avere il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità per quanto riguarda la nostra lingua, le nostre tradizioni, la nostra cultura, se riusciamo ad avere questo traguardo, questo riconoscimento da parte dell'UNESCO è un grandissimo risultato che è stato coltivato negli anni. Certamente non siamo stati solo noi a lavorare, ma le amministrazioni che ci hanno preceduto e soprattutto le associazioni, ripeto, le associazioni stanno dando quell'impulso, quel valore aggiunto che veramente tiene alto il livello culturale di Carloforte. Ecco, parliamo un attimino per quanto riguarda invece le opere che state mettendo in porto, insomma, così a Carloforte. Sì, le opere in corso sono tante, adesso stiamo ultimando i lavori sul Parco del Canale del Generale, che sarà sicuramente una bellissima location sotto tutti i punti di vista. E abbiamo, come vedete, il compendio delle saline, dove abbiamo 5 milioni di euro da spendere. Proprio ieri in Regione abbiamo chiuso l'accordo per poter far partire i lavori. E tante altre opere, tipo ad esempio il completamento, adesso ristruttureremo tutta la zona del parcheggio che è di fronte al nautico, e partiranno diverse opere portuali, insomma abbiamo molta carne al fuoco. Adesso chiaramente tutte cose che, ripeto, ci sono voluti gli anni, non è che nascono da un giorno all'altro, ci sono voluti anni di lavoro, per cui speriamo al più presto di ottenerne i frutti, ma soprattutto quello che riusciremo a dare, anche perché giustamente da 2 anni abbiamo istituito anche quello che è il contributo di sbarco. Il contributo di sbarco è una piccola oblazione che chiediamo ai turisti, ma che cosa gli dobbiamo dare? Dobbiamo dargli spiagge pulite, dobbiamo dargli un ambiente sereno, un minimo di di mobilità sostenibile intorno all'isola, perché questo è necessario. Ci sono, oltre alle spiagge e alle scogliere, ma ci sono dei posti veramente molto molto belli intorno all'isola che sono accessibili via terra, quindi dare la possibilità al turista di accedere. Infatti abbiamo pensato a un sistema di bike sharing, car sharing, che all'interno dell'isola può aiutare i turisti a visitare dei posti veramente meravigliosi. Ecco Sindaco, con questo panorama alle tue spalle meraviglioso, si vede là la terra della Sardegna. Parliamo anche di sport, visto e considerato che tu sei stato per tantissimi anni, se non ricordo male 22 anni, giocatore del Carloforte Calcio. Non è una stagione brillante, ma mi dicevi nella prossima si ripartirà alla grande, dalla prima categoria.
Io ho grande fiducia su questo progetto che hanno fatto con grande sacrificio i dirigenti attuali della società sportiva Carlo Forte. Mi dispiace che sia stata creata magari anche un'altra società che sicuramente ha il diritto di mandare avanti, si stanno divertendo i ragazzi, tra l'altro seguita dall'ex presidente della Carlo Forte Calcio, Giuseppe Buzzo, che ha dato tanto alla società. Però sarebbe meglio un'unione. Credo che sia il risultato di quest'anno, chiaramente, che è un anno di sconfitte, è un anno di sconfitte sportive soprattutto. Però credo che si possa ottenere un risultato e vederlo nei prossimi anni, perché potrebbe essere una buona soluzione per far maturare i nostri giovani e per trovare quello che è il nostro livello giusto. Se Carlo Forte deve tenere una squadra in prima categoria, ok, se Carlo Forte magari riesce a tenere un campionato di promozione, tanto meglio. Però soprattutto è lo spirito con cui è stata affrontata quest'anno, è stata una scelta abbastanza forte e tra l'altro ringrazio veramente chi ha tenuto in piedi questa struttura. Sono veramente fiducioso che nei prossimi anni si possano trarre i vantaggi e i frutti di questa attuale, purtroppo non felicissima stagione. Allora, siamo in chiusura di questa bella intervista, facciamo un appello a tutti coloro che magari vogliono venire qui a Carlo Forte e soprattutto per la rassegna del Girottondo, ma ricordiamo ci sono anche altri appuntamenti importanti. Sì, assolutamente sì, noi vi aspettiamo numerosi nell'isola, sarete accolti dal sole, dal mare, dal vento, perché anche il vento, per chi vuol fare le attività come la vela, come attività sempre legate al vento e al mare, siete ben accolti. E poi non dimenticate che trovate una cucina eccezionale e quindi quello è una tappa d'obbligo. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, grazie Renato. A presto. tutti. Ciao, grazie, grazie.